La settimana scorsa a Torino ci eravamo tutti un po' lamentati del comportamento dell'arbitro, oggi non ci possiamo lamentare da questo punto di vista, forse l'Avellino sì. Ma non lo so, dovrebbe chiederlo qui dell'Avellino, ma perché dice così? Perché No, ci stavano perfettamente, anzi, per dire insomma che la settimana scorsa forse è stato un episodio quell'arbitraggio un po' così di tombolini. Probabilmente sì, io non voglio parlare degli arbitri, però voglio dire, le due espulsioni di oggi c'erano, voglio dire, come probabilmente ci può essere stata anche l'espulsione di Mezzanotte a Torino, però voglio dire, questo vi dimostra quanto sia difficile vincere con un giocatore in meno, figuriamoci con due, insomma. Un plauso particolare a chi è segnato oggi, ma anche a chi ha giocato da titolare, come Volpi ad esempio, Spinale, che di solito titolare non è. No, sicuramente, ma infatti ho sempre detto che non ero preoccupato perché magari giocavano alcuni che magari non giocano, perché il Mantova è un gruppo che sta dimostrando di essere un gruppo vincente, anche se a volte voi non siete molto carini. Capita sabato a Brescia, una partita a questo punto importante vista la sconfitta delle rondinelle. Vede, adesso ci mancano 8 partite, per cui sono tutte importanti. Perché per dire, se vinciamo a Brescia non è che certo cambia le cose, però non abbiamo fatto niente, come non abbiamo fatto niente oggi vincendo con l'Avellino. Vedremo cosa faremo, però è una partita importantissima quella a Brescia.